Bene amici, salve, eccoci qua con il nuovo oroscopo della settimana che va dal 16 agosto al 22 di agosto, segno per segno. Prima di iniziare la lettura dell'oroscopo volevo ricordare a tutti quanti voi che il sottoscritto si occupa anche di legamenti e ritorni d'amore per le persone che hanno perso il proprio innamorato e vorrebbero farlo ritornare a sé, possono tranquillamente, dico tranquillamente, farlo tornare. Quindi se mi chiamate al numero che vedete sopra impresso nello scrollo, potete avere maggiori spiegazioni, va bene? E andiamo con la lettura dell'oroscopo della settimana dal 16 al 22 d'agosto, va bene? Ariete, iniziamo col segno dell'Ariete amore. Si parte male, visto che la settimana comincerà con una Venere in opposizione. Se siete impegnati sentimentalmente non sarà affatto un buon periodo perché nasceranno molto facilmente dei litigi col vostro partner. Bisognerà quindi fare parecchia attenzione a controllare il vostro nervosismo e discussioni cercare di evitarli nel vostro rapporto. Nemmeno i single potranno contare sulle stelle di questa nuova settimana per fare incontri interessanti. Il segno del Toro, amore. Per i sentimenti e le emozioni non sarà una settimana troppo accesa, un po' meglio durante le giornate centrali di questa settimana perché avete una bella luna in posizione favorevole. La situazione potrebbe quindi avvantaggiarvi innanzitutto con lo stato d'animo. Per questo poi riuscirete ad avere un momento sereno con il vostro partner, ma anche con tutte le altre persone che vi circondano, quindi sarà un buon periodo. Il segno dei gemelli, amore. In questa nuova settimana di agosto il pianeta dell'amore tornerà ad essere in una posizione buona e favorevole. Venere potrebbe portare finalmente emozioni, sentimenti e anche novità. Ci sarà equilibrio e ottima comunicazione col vostro partner. Pure chi aveva una storia da tanto tempo potrà riscoprire una certa passione di coppia. Passione che difficilmente mancherà anche per chi vuole iniziare una nuova conoscenza. Il segno del cancro in amore. Non sarà affatto una settimana da vivere al massimo, infatti di sentimenti, visto che Venere non sarà in buona posizione, dovete fare un po' attenzione diciamo al vostro umore di questa settimana. Se siete impegnati in una relazione ci saranno tensioni e discussioni con la vostra dolce metà. Qualche litigio potrebbe essere particolarmente acceso. Nemmeno l'umore sarà dei migliori, tanto che la luna potrebbe portarvi un bel po' di agitazione e nervosismo. Meglio stare parecchio attenti. Andiamo con il segno del leone. Ultimamente avete vissuto dei giorni piuttosto tranquilli e senza grandi novità o passi in avanti. Basta noi adesso perché finalmente si potrà godere di maggiore passione. Venere in ottimo aspetto finalmente porterà grandi emozioni e tanto romanticismo, ma non solo per le coppie che stanno insieme da tanto. Qualche cosa potrebbe succedere anche per chi ha il cuore libero. Il segno della Vergine, amore. In questa nuova settimana del mese non avrete più i favori di Venere e quindi potrebbero esserci dei problemi. Niente di troppo importante, però
perché tutto dovrebbe proseguire in modo tranquillo nonostante il pianeta dell'amore non vi bacerà più, dovete avere la pazienza di saper aspettare un momento migliore. Certo è che chi ancora è single non potrà aspettarsi delle grandi cose da queste giornate di agosto. Sarà meglio attendere un periodo più fortunato per i nuovi approcci. Bilancia, amore. Questa nuova settimana di agosto inizia bene, visto che avrete subito Venere in vostro favore. Per questo potrete stare tranquilli e sperare in un ottimo periodo per il fronte amoroso, grande passione in arrivo e interessante il panorama anche per i single. I cuori solitari potrebbero ritrovarsi di fronte a degli incontri nuovi e fortunati. Chissà che non si rivelino pure abbastanza importanti. Il segno dello Scorpione in amore. Sicuramente questa non sarà una delle settimane migliori per voi per quanto riguarda i sentimenti. Ci saranno dei giorni poco emozionanti, oltre che pure un po' di nervosismo in giro. Poi sarete più presi dai progetti di lavoro che da quelli che con il vostro partner dovete un pochettino parlarne di più. Pure per i single sarà un periodo poco avvicente per fare incontri che portino davvero a qualcosa di importante per il vostro domani. Sagittario, amore. Dopo un periodo abbastanza faticoso per i rapporti personali e la sfera intima e privata, ci saranno bellissime emozioni, finalmente. Finalmente avrete nuovamente Venere dalla vostra parte e potrebbero arrivare passioni e romanticismi pure per i cuori solitari. Chi invece ha una storia d'amore attivo riuscirà piano piano ad andare avanti e a risolvere tutti quei disagi che non facevano vivere bene la relazione e il vostro rapporto. Capricorno, amore. Venere non sarà in buona posizione, questa settimana potrebbe essere veramente complicata per i sentimenti. Se avete un partner potrebbero essere giorni parecchio nervosi e le discussioni saranno all'ordine del giorno. Tensione nell'aria pure per chi non è impegnato a livello amoroso, perché questa agitazione sicuramente non ne aiuterà a far andare avanti serenamente le nuove conoscenze. Il segno dell'Acquario, amore. Ultimamente le cose non sono andate troppo bene per i single e per gli impegnati. Adesso la situazione potrebbe cambiare e subire finalmente un miglioramento netto. Per le emozioni, infatti, il periodo sarà favorevole grazie alla buona posizione di Venere. Così i sentimenti torneranno a crescere e ci sarà speranza anche per quelle coppie che non ci credevano più di tanto come prima. E infine il segno dei pesci, amore. Non avete avuto giornate troppo semplici o emozionanti nell'ultimo periodo, ma questo è il momento di rifarsi. In questa settimana di agosto finalmente arriverà un po' di pace per voi e la vostra dolce metà. Tutto sarà molto più tranquillo e sereno e non avrete più troppi problemi e pensieri per la testa. Adesso potrete godervi tutti i sentimenti che verranno e ovviamente la cosa varrà pure per chi non ha ancora trovato un innamorato. Bene, amici, io vi ringrazio per la vostra squisitezza d'ascolto del mio oroscopo settimanale di ogni settimana e questo era l'oroscopo del 16 agosto al 22 di agosto. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una felicissima settimana e come dico sempre io,
Che le stelle siano sempre con voi tutti.